Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, oggi l'autopsia sul corpo di Angelo Onorato. Si cerca la persona con cui l'imprenditore ha preso un caffè al bar poco prima di morire. L'uomo aveva confidato alla moglie di avere preoccupazioni sul lavoro. Incendi e risse nel carcere minorile di Bicocca a Catania. 2 detenuti hanno dato fuoco alle loro celle, 3 agenti intossicati, un quarto ha un braccio rotto. A Palermo, imponente manifestazione della Coldiretti. Oltre 2000 coltivatori, produttori e allevatori chiedono interventi concreti contro la siccità. L'emergenza idrica mette a rischio anche il lago di Pergusa, le acque scendono di decine di metri all'anno. Contro le liste d'attesa nella sanità pubblica, il Codacons apre in Sicilia 350 sportelli. Chi ha dovuto rivolgersi a strutture private può chiedere il rimborso spese. Autovelox si cambia, in città multe solo sopra i 50 all'ora. Impianti autorizzati dal prefetto. L'estate è alle porte, si avvicina l'ora della temuta prova costume. Un po' di movimento e piccole rinunce a tavola, gli eterni segreti per essere in forma. Calcio, allenatore e direttore sportivo sono le priorità del Catania per il prossimo campionato. Mimmo Toscano, ultima stagione a Cesena, è il nome più caldo per la panchina. Bentrovati. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Angelo Onorato, morto in circostanze misteriose sabato a Palermo. Ad assistere all'esame come consulente della famiglia sarà il medico legale Nuccia Albano, assessore della giunta Schifani in quota DC, partito in cui milita anche la vedova europarlamentare Manlio Viola. È il giorno dell'autopsia per Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto nella sua auto con una fascetta intorno al collo nel pomeriggio di sabato scorso. Un esame che dovrà contribuire a districare i misteri intorno ad una morte ancora senza una spiegazione. Mentre gli inquirenti propendono per un drammatico suicidio, la famiglia, a cominciare dalla moglie, l'europarlamentare Francesca Donato, non crede a questa tesi ed ha assunto l'avvocato Vincenzo Lorrè per seguire le indagini. Il medico legale incaricato come consulente della procura è Tommaso Danna, la famiglia è invece caricato come proprio consulente Nuccia Albano, medico legale e assessore al lavoro della giunta Schifani. Il PM ha comunque aperto un fascicolo per omicidio, un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni ripetibili, come appunto l'autopsia. L'eurodeputata Francesca Donato avrebbe riferito alla polizia durante l'interrogatorio di sabato sera che il marito nei giorni scorsi e nei mesi precedenti gli aveva detto più volte di avere problemi di lavoro. La donna non avrebbe mai approfondito e la conversazione si sarebbe chiusa senza ulteriori spiegazioni. Agli inquirenti è stata consegnata però anche una lettera scritta a febbraio da Onorato e lasciata ad un avvocato. Sul fronte delle indagini resta l'ipotesi del suicidio quella principale. Onorato era da solo in auto, come mostrano le telecamere di sicurezza, e nessuno si è fermato dal momento dell'arrivo fino a quello del ritrovamento in via Ugo La Malfa. Da spiegare ci sarebbero i motivi di un simile gesto e da questo punto di vista le speculazioni imperversano, a cominciare da una ricostruzione giornalistica degli affari di Onorato degli ultimi mesi. La polizia infine ha acquisito le immagini delle telecamere di un bar dove la vittima si sarebbe fermata prima di andare in via La Malfa a prendere un caffè con una persona non ancora identificata ma con la quale gli inquirenti vorrebbero parlare. Incendi e risse nel carcere minorile di Bicocca a Catania. 2 detenuti stranieri hanno incendiato 2 celle per protestare contro il trasferimento dal Beccaria di Milano. 3 agenti sono rimasti intossicati, un quarto ha un braccio rotto. Giusy Lazzara. L'incendio all'improvviso la scorsa notte nel carcere minorile di Bicocca a Catania. Sale la tensione quando 2 detenuti minori stranieri incendiano le loro celle per protesta dopo il trasferimento dal carcere Beccaria di Milano. Intervengono 3 agenti penitenziari che li mettono in salvo, ma restano intossicati e vengono trasportati in ospedale. Tutto ciò che succede al nord viene scaricato negli istituti siciliani e partenopei. È evidente che noi abbiamo chiesto da tempo di prendere delle precauzioni, specialmente per tutti questi ragazzi che vengono trasferiti e poi non si fa nulla. Intanto gli altri minori escono dalle loro celle nel fuggi-fuggi generale per il fumo e le fiamme.
Gli organici sono ridotti, cioè perché ci vorrebbero almeno altri 5-6 agenti che venissero inviati all'IPM di Bicocca, e non è giusto che non si cambi qualcosa, perché sennò di queste aggressioni, di questi incendi ce ne saranno sempre. Resta alta la tensione nella struttura, dove sempre ieri c'è stato un altro momento di tensione. Una rissa tra detenuti che è scoppiata prima di accedere nelle stanze per il pernottamento, cioè delle colpi di testa, cioè tra di loro pugni, e quindi un collega è uscito pure con il braccio fratturato. Tutto ciò è inammissibile, per chi va a lavorare deve avere la tutela. E i 2 minori verranno trasferiti in altri istituti penitenziari nei prossimi giorni. Agricoltori in piazza a Palermo, imponente manifestazione della Coldiretti. Oltre 2000 produttori, coltivatori e allevatori hanno chiesto interventi concreti contro la siccità. Marco Gullà. La cosa assurda è che nel 2024 non si può ancora scendere in piazza per l'acqua, è una cosa veramente assurda. Pozzi senza acqua, campi aridi, grano ormai secco e difficoltà nel reperire il fieno per mantenere il bestiame. Gli agricoltori siciliani scendono nuovamente in piazza. Siamo a Palermo, la Coldiretti in prima fila per questa prima protesta dopo l'inverno. Il nemico di lavoratori e imprenditori del settore primario si chiama adesso siccità. Ci sono mesi che denunciamo una situazione veramente incredibile. Oggi abbiamo aziende che sono purtroppo costrette a battere gli animali perché non hanno più il foraggio. Abbiamo delle infrastrutture idriche che sono allo sfacelo e tantissimi agricoltori rischiano di dover chiudere le proprie attività. Questo è quello che chiediamo, interventi immediati, ma soprattutto una progettazione che possa togliere la Sicilia una volta per tutte da questa situazione che veramente porta a distruggere un comparto che oggi è l'anima più importante dell'economia dell'isola. E non si riesce più a fare il reddito, siamo proprio agli sgoccioli, mangimi alle stelle, caro energia, siccità. Mi dica lei cosa dobbiamo fare con i prezzi di 20 anni fa, non riusciamo neanche ad aumentarli perché non c'è sostenibilità economica da parte delle famiglie. Cosa dobbiamo fare? Oltre 2000 persone in marcia verso Palazzo d'Orleans, sede del governo regionale. Oltre il 70% del grano e del fieno siciliano è andato perso, ortaggi e frutta sono ormai secchi a causa dell'insufficienza di acqua, perdite che, secondo la Coldiretti, si verificano anche per via di tubi fatiscenti che fanno disperdere l'acqua, che costa cifre astronomiche. Ci stanno costringendo a chiudere le nostre aziende oppure a vendere tutto, sempre trovando chi lo trova, non è facile, vista la situazione che c'è. A Palermo ad Agrigento, dove c'è stata una singolare protesta dei cittadini esasperati per la continua mancanza d'acqua, hanno esposto sui balconi bottiglie di plastica e bidoni vuoti. Sabato, nuova marcia per le vie della città. Davide Sardo. La crisi idrica flagella letteralmente la città di Agrigento. I cittadini sono esasperati tanto che sui balconi non hanno steso panni appena lavati, ma bottiglie di plastica e bidoni vuoti. Altri si sono sbizzarriti corredando il tutto con uno striscione e la scritta «Vinni l'acqua? La città è in fermento». Vogliamo l'acqua a casa, non è giusto non poterci lavare, non poter fare i piatti, paghiamo le bollette, perché non possiamo avere, che è un nostro diritto, l'acqua? Io faccio molta economia perché dicono in base alla situazione dovrebbero essere dei turni ancora più lunghi. Intorno alla sete ruotano solo parole e annunci, cure palliative verso un malato terminale che è la speranza degli agrigentini, ormai al capolinea a fronte di turni di distribuzione che superano anche i 10 giorni. Ecco perché è stata organizzata una seconda marcia di protesta dopo il recente sit-in al municipio. Sabato prossimo, 1 giugno, ci si radunerà a Porta di Ponte, l'ingresso della città antica, e si proseguirà fino a Piazza Pirandello, innanzi al comune. Le prospettive volgono al peggio, l'estate sarà rovente, la siccità si aggraverà e quindi alla domanda la città esige una risposta. L'emergenza siccità mette a rischio anche il lago di Pergusa in provincia di Enna. Le sue acque, scenario del mito di Proserpina, scendono di decine di metri all'anno. Lorena Dolci. Il lago di Pergusa si sta restringendo. L'unico bacino naturale del centro dell'isola si ritira ogni anno di decine di metri. Il caldo anomalo e la siccità hanno accelerato il processo.
Sulle rive di questo lago camminava Proserpina, la figlia di Cerere, la dea delle messi. Raccoglieva fiori prima di essere rapita dal dio degli inferi che la trascinò con sé nell'oltretomba. Così il mito spiegava il nascere delle stagioni. Adesso il lago di Pergusa, così carico di storia e di significati, è ridotto ad una pozzanghera al centro di questa conca profonda appena poche decine di centimetri. Il lago di Pergusa in questo momento addirittura non solo è diventato pochi centimetri, ma inizia a mostrare l'arrossamento delle acque, che è una tipicità del lago di Pergusa, era conosciuto nell'antichità per queste crisi cicliche, veniva chiamato il lago rosso sangue. Un fenomeno causato dall'aumento della salinità, quasi il doppio del Mediterraneo, che fa proliferare una colonia di batteri. Sotto accusa, oltre al caldo, anche la cattiva manutenzione dei canali che mettono a rischio la zona umida di sosta degli uccelli migratori. Considerate che noi in questa fase dell'anno dovremmo avere centinaia di esemplari di decine e decine di diverse specie di uccelli. In questo momento abbiamo veramente ben poco, sono scomparse la gran parte delle specie presenti fino a 2 anni fa, c'è qualche fenicottero, bellissimo da vedere. Per limitare l'evaporazione, Legambiente chiede da anni l'abbattimento degli eucaliptus piantati sulle rive che assorbono grandi quantità d'acqua. Inascoltata da anni anche la richiesta di dismettere l'autodromo che con il suo anello circonda il lago, bollato come inutile e dannoso. Diciamo che oggi è anacronistico pensare che debba esistere ancora la pista. Noi di Legambiente chiediamo da sempre a gran voce che venga dismessa. Altre notizie: contro le liste d'attesa nella sanità pubblica, il Codacons apre in Sicilia 350 sportelli. Chi ha dovuto ricorrere a prestazioni sanitarie presso strutture private può chiedere il rimborso spese. Emanuela Corsi. In Sicilia i tempi di attesa nella sanità pubblica sono ancora troppo lunghi e sempre più cittadini, nei casi più urgenti per una diagnosi veloce, sono costretti a ricorrere al privato pagando di tasca propria le spese mediche. Ma non tutti possono permetterselo e tanti rinunciano, mettendo così a rischio la propria salute. Ci sono anche persone che non possono effettuare la visita nel privato, perché nel caso del cittadino che ci ha segnalato ieri, per esempio, che vive con una pensione di invalidità non ha la possibilità di effettuare, di anticipare i soldi, perché significherebbe non dover mangiare per un mese e mezzo. Contro le liste d'attesa nella sanità pubblica, il Codacons si mobilita e apre in tutta la Sicilia 350 infopoint salute consumatori. Attraverso questi sportelli i cittadini danneggiati possono presentare la richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute presso le strutture private. C'è una legge, la 124 del 98, addirittura dal 1998, che prevede questa possibilità di rimborso. Purtroppo non c'è informazione, non vengono informati i pazienti e quindi non esercitano neanche questo diritto che noi cerchiamo di agevolare attraverso questi moduli che abbiamo messo a disposizione gratuitamente e che consentono da un lato in prima battuta di diffidare l'ASP a riprenotare la visita e se non viene effettuata questa riprenotazione una seconda diffida di effettuare il rimborso previsto dalla legge entro 30 giorni al paziente. Secondo l'Istat circa 3 milioni di italiani rinunciano a curarsi proprio a causa delle lunghe attese necessarie per accedere alle prestazioni. Catania, via Santa Sofia supera, con qualche riserva, il test di medicina. Code a singhiozzo per l'invasione di candidati e di automobilisti diretti al Policlinico e alla cittadella universitaria. Raffiche di verbali, carro e attrezzi in azione davanti al pronto soccorso. Tonino De Mana. 2 test in uno, per accedere a medicina e per fronteggiare l'emergenza traffico. Difficoltà elevate in entrambi i casi, con la via Santa Sofia osservata speciale per una serie di criticità che da tempo documentiamo e che l'amministrazione Trantino sta cercando di risolvere. Si annunciava una giornata di fuoco con 2700 candidati ai test che di buon mattino hanno preso d'assalto la cittadella universitaria e la torre biologica. È filato tutto liscio fino alle 9:20, poi uno dei parcheggi del Policlinico si è riempito, non consentendo al resto degli automobilisti di accedere alla struttura. Il famoso tappo di via Santa Sofia nasce proprio da qui, dalla sbarra abbassata del parcheggio Rodolico ad esaurimento posti. Non appena il posto si libera la sbarra si alza, come sta avvenendo in questo momento, ma sono centinaia le macchine incolonnate.
Ed eccole le auto incolonnate che inevitabilmente ostacolano la circolazione. Per smaltire le code è stata incrementata la presenza delle forze dell'ordine, in particolare a ridosso del pronto soccorso. Multe a raffica e carro attrezzi in azione per rimuovere le auto in sosta vietata, con vigili urbani e polizia impegnati a disciplinare il traffico. Almeno a piedi non aspettiamo il traffico, vedo che stamattina è abbastanza affollata. Il parcheggio abbiamo visto, nel frattempo abbiamo aspettato lì fino alle 9 che si è riempito sempre di più. Ed il caos è stato servito? Certo, è normale, come sempre qui a Catania è così. Quanta fatica entrare in questo parcheggio? Direi moltissimo. La presenza della polizia municipale e l'azione di repressione hanno alleviato i disagi, ma le criticità restano e i dubbi rimangono. È più difficile fare un test oppure trovare parcheggio? Guardi, in 5 anni le direi è stato più difficile trovare parcheggio che fare il test di medicina. Deve essere proprio così. Cambiamo argomento. Una vera e propria casa dello spaccio con annessa sala giochi è stata scoperta dalla questura di Catania nel quartiere San Cristoforo. Un catanese di 45 anni è stato arrestato mentre vendeva sostanze stupefacenti e incassava i soldi dei clienti. Sequestrato un ingente quantitativo di droga e denaro in contanti. Beni per quasi 200.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania al rappresentante di una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una inchiesta della Procura su usura, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori provenienti da condotte di esercizio abusivo del credito. Tra le persone indagate, i tassi di usura oscillavano fra il 40 e il 160%. Trovati e sequestrati monili, gioielli e denaro contante. Cambiano le regole per gli autovelox, dal limite di velocità all'autorizzazione della prefettura. In città stop ai misuratori di velocità sotto i 50 km. Eva Spampinato. Sono croce e delizia degli automobilisti e a Catania sono stati argomento di dibattito pubblico, soprattutto dopo la tragedia dell'alta velocità sulla circonvallazione. Mentre il comune ha provveduto all'installazione dei nuovi autovelox sulla centrale arteria stradale che collega la zona sud della città con la zona nord, dal governo arrivano nuove regole che riguardano l'installazione dei misuratori di velocità, a partire dall'autorizzazione della prefettura. I comuni dovranno richiedere al prefetto il nulla osta per la loro installazione, dimostrando che la rilevazione servirà a limitare gli incidenti dovuti alla velocità. Sarà sempre il prefetto, inoltre, a stabilire le modalità d'uso e i tratti di strada in cui potranno essere installati. Tra le novità sostanziali, oltre all'autorizzazione, anche la segnaletica e i limiti. Addio agli autovelox che spuntano a sorpresa dietro una curva o sulle strade cittadine dove il limite di velocità è inferiore ai 50 km/h. Significa che non potranno più essere installati, per esempio, nelle cosiddette zone 30. Per le strade provinciali e regionali invece il divieto riguarda quelle dove il limite è inferiore ai 90 km/h. Gli occhi elettronici dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e nel caso di dispositivi mobili la contestazione dovrà essere immediata. Fuori dai centri abitati dovrà esserci almeno 1 chilometro tra il cartello e l'apparecchio in funzione. Sulle strade urbane la presenza andrà segnalata 200 metri prima. Nel caso in cui in un'ora si prendano più multe nello stesso tratto di strada, se ne pagherà solo una, quella più grave, aumentata di 1/3. Le forze dell'ordine potranno utilizzare i dispositivi a bordo delle loro automobili solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Il bullismo e il cyberbullismo si possono contrastare soltanto con la sensibilizzazione e la prevenzione. Per questo la Regione Siciliana ha lanciato un progetto pilota che oggi a Messina ha visto l'evento conclusivo. Francesco Triolo. Una guerra silenziosa da combattere attraverso la sensibilizzazione, quella al bullismo e al fenomeno sempre più crescente del cyberbullismo, tanto che la Regione Sicilia, attraverso la sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha lanciato un progetto pilota, Uno Nessuno 100 Giga, per il contrasto al fenomeno. Per tutto l'anno scolastico migliaia di ragazzi hanno seguito corsi di formazione tenuti da esperti interni ed esterni agli istituti, in collaborazione anche con le forze dell'ordine. A Messina oggi l'evento conclusivo della provincia peloritana. A volte noi ci sentiamo dire ma io stavo scherzando. Ecco, questo
questo ci dimostra quanto sia realmente importante il momento della prevenzione e questo fa mettere in discussione anche ciò che in questi anni ha fatto la scuola. Se ancora i ragazzi non si rendono realmente conto di che cosa sia il bullismo e di quali gravi problemi possa portare il cyberbullismo, credo che una domanda alla scuola e una domanda, perché no, anche le famiglie debbano necessariamente farsela. Formazione e sensibilizzazione non solo però destinata agli studenti ma anche ai docenti e soprattutto alle famiglie, perché l'obiettivo, è stato detto, è quello di lavorare sul disallineamento tra scuola e famiglia. C'è tutta una realtà sommersa e a volte taciuta per paura di ulteriori ritorsioni o di uscire fuori da quello che è il gruppo, che spesso si trasforma in branco, o comunque dal non essere accettati dai pari. Osservazioni giustissime. L'estate è alle porte e puntuale arriva la temuta prova costume. Tenersi in forma richiede indubbiamente qualche sacrificio, ecco perché molti preferiscono rinviare. In Sicilia poi è impossibile rinunciare ai piatti più invitanti. Desiree Ferlito. L'estate si avvicina e con essa anche la temuta prova costume. Sport e diete last minute, si cerca di correre ai ripari dopo un lungo e freddo inverno. E questo è il periodo dell'anno in cui ci si interroga su come superarla al meglio. Ma lei è pronto per la prova costume? Sì, già sono in forma. Sono 3 kg. Buona corsa allora! Tenersi in forma e sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è un'arte che non si esime dal sacrificio, ma che può portare a grandi soddisfazioni. Forse anche per questa ragione molti preferiscono procrastinare fino a giungere al momento decisivo senza essere pronti. Ancora un po' di strada lo dobbiamo fare. Diciamo sta cercando di arrivare pronta all'estate. E ci vuole un bel po' di fatica. La prova costume infatti è un momento che ci vede tutti accomunati e solidari dall'istante in cui si decide di voler aprire le danze estive in spiaggia. Lei si è messo, diciamo così, si è denudato per farci vedere che è pronto per la prova costume. A voglia, certo che sono pronto, ma anche d'inverno sono pronto io. Indispensabile lo stile di vita, dicono gli esperti. La vita sedentaria non aiuta, basterebbe rinunciare a qualche peccato di gola e una camminata all'aria aperta ogni tanto. Questa vita sedentaria in camion, la prova costume come siamo messi? Siamo messi bene, per la prova costume bene. Siamo pronti per la prova costume? No, assolutamente non bisogna applicarsi, bisogna godersi questo bel paesaggio, il bel cibo, e in questo posto qua non si può mantenere la prova costume, non si può, ci sono troppe delizie, troppe bontà. Dieta, digiuno a intermittenza, chetogenica o mediterranea, o magari un miracolo. Ma sostanzialmente la richiesta qual è? Vengono e dicono cosa? Voglio dimagrire? Si vuole dimagrire, ma è importante appunto effettuare un percorso che sia comunque col tempo, nel senso non si può ricorrere subito al miracolo. In Sicilia poi il problema di molti è rinunciare al cibo, che con l'arrivo della bella stagione si arricchisce di sapori e soprattutto di calorie. Quindi niente prova costume, va bene la granita. Va bene la granita con panna, sopra e sotto. La sa lunga il nostro amico. Vabbè, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco per il calcio. C'è un nome che il Catania avrebbe individuato come nuovo allenatore, Mimmo Toscano. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci noi insieme con il calcio. Il nome del nuovo allenatore e quello del direttore sportivo sono le priorità del Catania per la programmazione della prossima stagione. La pista più calda per la panchina è quella che porta a Mimmo Toscano. Francesco Triolo. Le grandi manovre in casa a Catania sono già iniziate, c'è da programmare la prossima stagione, c'è da dare un segnale da subito delle rinnovate ambizioni dei rossarazzurri e c'è soprattutto da non sbagliare, andare sul sicuro e l'intenzione della proprietà, tanto che il vicepresidente Vincenzo Grella ha avviato le consultazioni per quello che dovrà essere il nuovo progetto tecnico. Si parte dalla scelta di un direttore sportivo di esperienza che conosca la categoria, che sappia anche lavorare sulla gestione del gruppo, stesse caratteristiche che si chiedono al prossimo allenatore.
Viaggiano in coppia le scelte. Se dovesse essere Pippo Inzaghi, il direttore sportivo dovrebbe essere Pasquale Foggia, ma al momento le quotazioni di queste ipotesi sembrano essere calate, perché la pista che viene data per più calda è quella che porta a Mimmo Toscano, fresco vincitore del torneo col Cesena. Il Catania sta provando a convincerlo mettendo sul piatto un progetto ambizioso, anche perché per l'allenatore calabrese non mancano le sirene anche dalla Serie B. Se dovesse arrivare lui sarebbe probabile l'approdo di Daniele Faggiano come direttore sportivo, e come direttore generale sempre più insistente la voce che porta Diego Foresti, che ha rifondato l'organizzazione del Catanzaro. Bene, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è alle 20, grazie e buon pomeriggio.